Se l'anno scorso, quando il sindaco Romanello ha tolto la fascia abbandonando la cerimonia del 25 aprile, le polemiche sono state infuocate, quest'anno sembra essere andata un po' meglio. Ho rimosso la fascia tricolore, ho voluto comunque essere presente fino alla fine per riconoscere e onorare i presenti e le associazioni combattentistiche e AMPI che avevano partecipato e collaborato fattivamente con l'amministrazione comunale per questo 25 aprile. Gesto che è stato apprezzato dall'ex sindaco Andrea Follini in prima fila con un gruppo marconese Ampi. Si è fermato, è rimasto lì fino alla fine e questo io voglio leggerla come una nota positiva rispetto all'anno scorso. Si era allontanato assieme al vicegovernatore e al sindaco di Quarto d'Altino mentre i bambini cantavano, quindi io voglio leggerla positivamente rispetto all'anno scorso. Chissà che l'anno prossimo sia un passo ulteriore e si riesca anche a reistituire quella celebrazione mandamentale dove tutti e tre i comuni, Marcon, Quarto d'Altino e Meolo, festeggiavano tempo immemore assieme il 25 aprile, giornata della liberazione. Ecco, io davvero spero che si recuperi il senso del 25 aprile come festa della liberazione dal nazifascismo, perché questa è quella festa, è una festa di popolo e a Marcon, a Quarto d'Altino e a Meolo lo si è dimostrato anche ieri, riunendosi comunque per volontà dei cittadini a Meolo, dove si è svolta comunque quella che noi riteniamo comunque la celebrazione mandamentale, anche in assenza delle istituzioni. Al termine della celebrazione però il Bella Ciao sarebbe stato cantato a insaputa del sindaco Romanello, che ribadisce con forza un concetto. Purtroppo Bella Ciao rimane una canzone divisiva, una canzone che troppe volte viene strumentalizzata da una parte politica e purtroppo va in contrasto con quello che è il concetto di festività e di festa della liberazione e dell'unità.